Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Non ce l'ha fatta Elvira Cantale, una delle due donne rimaste gravemente ferite nell'incidente stradale che si è verificato ieri a Custonaci, nel Trapanese. Lo scontro ha interessato 3 auto. Si prega per la figlia della donna che lotta tra la vita e la morte. Ancora un episodio di maltrattamenti in famiglia nel Catanese ed esattamente a Bronte. Una 25enne è stata presa a pugni in faccia e calci allo stomaco dal convivente. Il 27enne si sarebbe infastidito per una bolletta dell'energia elettrica scaricando la propria ira sulla donna. Incidente a Palermo in via Lanza di Scalea, dove una Fiat 500 si sarebbe schiantata contro un camion carico di angurie. Alla guida dell'auto una donna di 41 anni, poi risultata positiva all'alcol test. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Individuato e soccorso un esemplare adulto di fenicottero rosa. Il volatile ferito e in evidente difficoltà vicino ai laghi di Ganzirri è stato trasportato al centro di recupero della fauna selvatica Stretto di Messina. A Marsala l'artista Fabio Ingrassia ha dedicato un murale a Marisa Leo, la 39enne tragicamente uccisa dal suo ex compagno che poi si è suicidato. L'opera la raffigura con una giacca rosa e un cartello con la scritta «La mia essenza non è merce di scambio, stop violenza». E per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.